Giovanni Paolo II, il Papa venuto dall'Est, non era un uomo comune. Quando salì per la prima volta al balcone di San Pietro, il suo volto era sconosciuto ai più, ma le sue parole, potenti e coraggiose, risuonarono come un tuono. «Non abbiate paura», disse, e il suo messaggio era chiaro. Voleva aprire il cuore del mondo a Cristo, a una speranza nuova, in un'epoca in cui il timore e le divisioni sembravano prevalere. Fin dall'inizio del suo pontificato, Giovanni Paolo II mostrò che non sarebbe stato un papa statico, legato solo al trono di Roma. Il suo spirito missionario lo spinse a viaggiare per il mondo, a incontrare le persone nei luoghi dove vivevano, dove soffrivano, dove speravano. Con il suo bastone pastorale varcò confini, attraversò oceani, salì su montagne e si immerse nelle strade polverose delle città più povere. Giovanni Paolo II sapeva che la Chiesa non doveva rimanere chiusa nelle sue mura, ma doveva uscire e abbracciare il mondo intero. E i giovani lo amavano, lo seguivano ovunque, come un pastore che guida il suo gregge, ma anche come un padre amorevole. La sua energia, il suo entusiasmo per la vita, per la fede, erano contagiosi. Anche negli ultimi anni, quando il suo corpo era ormai indebolito dalla malattia, Giovanni Paolo II continuava a sorridere ai giovani, come per dire: «Non smettete mai di credere, non smettete mai di lottare». Forse uno dei momenti più intensi del suo pontificato avvenne ad Agrigento, in Sicilia. Lì, davanti a migliaia di fedeli, si rivolse con forza ai mafiosi, a coloro che seminavano morte e terrore. Le sue parole furono come un fuoco che bruciava: «Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio». Nessuno aveva mai parlato loro con tale durezza, nessuno aveva mai osato invocare l'ira divina su di loro. Giovanni Paolo II lo fece senza paura, sapendo che la giustizia divina non può essere fermata da nessun potere terreno. Ma non era solo un uomo di parole forti, era anche un uomo di pace, un ponte tra le religioni. Fece qualcosa di straordinario, chiamò i leader di tutte le principali religioni del mondo ad Assisi. Pregò con loro fianco a fianco per la pace. In un mondo segnato dalle guerre e dai conflitti, Giovanni Paolo II mostrò che solo il dialogo, la comprensione e la preghiera comune possono portare a una vera pace. Non temeva le differenze, ma le abbracciava, cercando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide. Il suo amore per la pace si rifletteva anche nel suo impegno a livello globale. Era il figlio della Polonia, una nazione che aveva sofferto sotto il giogo del comunismo, e il suo cuore batteva per la libertà. Giovanni Paolo II non lottava con le armi, ma con la fede e la speranza. Fu una figura cruciale nella caduta del regime comunista in Polonia e il suo impatto si sentì in tutta l'Europa dell'Est. Era un papa che sapeva che la fede poteva abbattere anche i muri più spessi e il suo coraggio ispirò milioni di persone. Eppure, dietro il leader forte e deciso, c'era un uomo che sapeva anche soffrire. Negli ultimi anni la malattia lo consumava, ma non si fermava. Giovanni Paolo II mostrava al mondo che la sofferenza non è una condanna, ma un'occasione per avvicinarsi ancora di più a Dio. Anche con la voce tremante, con il corpo debole, il suo spirito rimaneva incrollabile e il mondo intero lo guardava con ammirazione e affetto. Quando Giovanni Paolo II lasciò questa terra,
Il grido del popolo fu unanime, subito santo. La sua vita, il suo esempio, erano troppo preziosi per essere dimenticati. Il ricordo di quel Papa che aveva sfidato il mondo con il suo amore e il suo coraggio rimane vivo nei cuori di milioni di persone. Giovanni Paolo II non era solo un pontefice, era un faro di luce in un mondo spesso oscuro, un simbolo di speranza e fede incrollabile. Oggi il suo nome è venerato, il suo messaggio riecheggia ancora. Non abbiate paura, perché davvero Giovanni Paolo II ci ha insegnato che con Cristo non c'è nulla da temere. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.